Io lo so perché ti comporti così, perché ti chiama tutti i soldi in tasano, spendi la metà della metà della metà, perché tu sai che dici, un napolitano è fesso, un napolitano ama il Napoli come un papà ama una figlia, un figlio, e su questo ti do ragione, anzi ti do super ragione. Però giocare con le passioni, con i sentimenti, con l'amore delle persone non va bene, Presidente, stai sbagliando tutto, che poi tira, la corda si spezza, ma a te tutto questo che te ne importa? Tu sei un uomo senza amore, senza sangue, senza cuore, e poi tra poco, tanto a te del campionato che cazzo te ne importa, e poi tra poco arriveranno le partite dove tu goderai al massimo, no? Arriverà la Champions League, la tanto attesa Champions League, The Champions, dove gli stronzi come noi canteranno in casa e fuori casa, spendendo i soldi, e tu metterai una dopo di distinta a 100 euro. Ti ricordi, Presidente, come il Chelsea? 100 euro per il distinto. Complimenti. Ragazzi, buongiorno a tutti, fate la pagina Nord Mistero sul cazzo. Chi sto video non lo volevo proprio fare, perché pare che mi aspettava che perdo una prova, ci dice una cosa a sto Presidente. Invece oggi dice solo due cose: senza Renato non si cantano messi, ok? Non trovare scusa con il rigore che c'è Steve, che te l'hanno dato e non te l'hanno dato, perché ieri si chiude a giocare con pescare, e meno che si piglia 11 d'assist, e i più forti che stanno con il pallone vanno a pescare e vincono 4-0. Fate giù, spendi i soldi, ok? Ti chiamate 90 milioni da sacca, ci spacci me cattate, quando tu sei infortunato, c'è, spendi i soldi, cacci Renato, e accatta la moglie quando no, a gennaio, a febbraio, a marzo, ok? Parti già con una squadra competitiva, come siamo competitivi noi napolitani, a livello di titolo, a livello di tutte cose. A più bella città del sud Italia, anzi l'Italia, ha dato un presidente che è una lotta che ha cattivato di 3 euro e 4 euro. E chi lo sa che dice, ha detto Sarri di sì, ha detto Sarri siamo competitivi. Sarri, fa piacere fra due stili brucci che te la chista in mano. Quello che dicessi, che le ripete tu, sai che tu sei un grande allenatore. Però fallo, mi dici che un Napoli è una lotta e ci serve il quadro, ok? Non arretta, non sai che basta tu a ricevere quello che dicessi. Però non ci contiamo due palle, siamo a completo, siamo più competitivi dell'anno scorso, e che ti? E se siamo più competitivi l'anno scorso, i guaini che buttava l'acqua a bordo campo, che facciamo? Che fa manchino non ho, mi senza i guaini siamo più competitivi. Bah, e che facevo? Pittori i guaini, pittava i sbagliatori allora. Ragazzi, un bacione a tutti quanti. Speriamo che chi sta accatto il quadro, che paro al supermercato, ne accatto una settimana. Accatto un mese che tra, facciamo prima la partita di pescare e vediamo come va. È logico che chi le può vincere 3-4-0 a pescare e ci dice vicino oggi non ci serve niente, ha fatto 3 gol Milik, ha fatto 1 gol chi là, e invece niente, senza Renato, non si cantano messi. Buona giornata a tutti.